Gli italiani sfidano la crisi e puntano sul mercato tedesco. Questo è il filo conduttore della ProWein 2010 di Düsseldorf. E la regione Friuli Venezia Giulia ancora protagonista con i suoi vini e le sue novità. Un lavoro molto lungo, frutto di un impegno condiviso insieme ai creativi, agli architetti, naturalmente insieme ai produttori di vini che abbiamo ascoltato uno a uno per sentire i loro suggerimenti e i loro pareri. Avremo un'immagine secondo me molto bella, molto signorile, molto elegante, che fa onore al Friuli Venezia Giulia e soprattutto all'eccellenza dei suoi vini. Lo slogan è in inglese: grandi vini bianchi, perché sono naturalmente l'elemento che più ci contraddistingue a livello internazionale. La prova, generale è stata fatta qui a Düsseldorf, poi naturalmente la prova più importante è Vinitaly, con la speranza che sia un grande successo da poter esportare in tutto il mondo. Due novità esclusive qui a Düsseldorf, Top Wine and Food e la collettiva. Top Wine and Food fa parte del nuovo concept di comunicazione, che poi è la declinazione dell'enogastronomia. Diciamo che siamo con il nuovo concept di comunicazione che è Top White Wines, la nuova immagine grafica che ci accompagnerà nei prossimi anni nella comunicazione a sostenere le promozioni di prodotto che è il vino bianco e i vini nel loro insieme. Per quanto riguarda invece la collettiva, è la prima esperienza che facciamo qui a Düsseldorf, ma contiamo di portarla poi nelle altre fiere che andremo a fare durante l'anno, ed è un'esperienza positiva visto che i produttori sono stati soddisfatti e ci hanno elogiato per questo.